Bene, bene. E per parlare di cuore è venuto a trovarci un altro grande amico, il professor Gino Gerosa, un pioniere dell'utilizzo del cuore artificiale in Italia, allievo del grande Donald Ross. Allora, professor Gerosa, lei è stato il primo ad impiantare un cuore artificiale e ci ha portato un modello di CardioWest. Ce ne vuole parlare? Beh, questo è l'unico cuore artificiale attualmente disponibile. È abbastanza datato, è stato sviluppato alla fine degli anni 50, però molto semplice, forse questa semplicità giustifica il fatto che lo stiamo ancora utilizzando, anche se garantisce la sopravvivenza dei pazienti, ma non garantisce un'adeguata qualità di vita. Ecco, io volevo dire una cosa, se la regia mi può inquadrare un secondo, no? Allora, voi pensate che questo cuore qui è stato impiantato per ben 4 anni all'interno di una persona, e forse è il record, no, di tempo? Beh, al momento il paziente che ha vissuto più a lungo con un cuore artificiale prima di essere trapiantato con successo. Io però mi chiedo una cosa, no? Una paziente che ha un torace piccolo come il mio, può averlo un cuore di questo tipo? No, io sono destinata allora, a non fortunatamente avere... questo è il modello 70cc, c'è un modello più piccolo, 50cc, che forse potrebbe essere allocato all'interno del suo torace, però insomma, questo è l'altro grande... problema del cuore artificiale attualmente disponibile, quando parlavo di qualità di vita. Questo cuore artificiale è troppo grosso, è troppo rumoroso e soprattutto ha una biocompatibilità insoddisfacente, e quindi è necessario sviluppare un cuore artificiale che invece possa racchiudere queste 3 qualità. Ecco, ma perché si è arrivati a creare un cuore artificiale? Perché per garantire la sopravvivenza dei pazienti in attesa dell'arrivo di un cuore per il trapianto, quindi di un cuore umano, per garantire la sopravvivenza dei pazienti in presenza di una disfunzione biventricolare è necessario utilizzare questi sistemi di assistenza meccanica al circolo, e quindi un cuore artificiale totale. Guardi, lei mi ha parlato di cuore bionico e io sono super interessata, tra l'altro le ho anche storto la promessa che me lo verrà a presentare a Buongiorno Benessere, no? Quando sarà pronto. Assolutamente, ecco. Quando avremo trovato i finanziamenti necessari per svilupparlo. Certo, sì, ma questo sicuramente per le cose importanti i finanziamenti si trovano. Cos'è sto cuore bionico? Cuore bionico è un cuore che vuole dare una risposta a quei 3 requisiti: che sia più piccolo e quindi utilizzabile in tutti i soggetti, maschi e femmine, indipendentemente dalla superficie corporea, che sia silenzioso e quindi garantisca un'adeguata qualità di vita, e soprattutto che abbia una biocompatibilità eccellente, quindi non necessiti di una terapia anticoagulante e antiaggregante molto spinta, come è invece necessario per questo modello. Avete a questo punto sicuramente capito a casa quanto è importante questo programma, all'interno del quale noi facciamo musica, spettacolo, ma anche tanta informazione medica, ma è importante soprattutto sostenere la Fondazione Cuore Domani. Vi prego, con un SMS al 45537, oppure, se volete essere generosissimi, una bella telefonatina al 45537. Avete capito? Cioè c'è bisogno del sostegno per poter creare qualcosa di sempre nuovo che salvi sempre di più le vite di tutti quanti noi. Grazie professor Gerosa, grazie davvero di tutto. Adesso vi lasciamo per pochissimi minuti.